Dramma al Parco Catene di Marghera, un quarantenne si accascia mentre fa jogging e muore. Sul posto la polizia e l'ambulanza, ma per l'uomo non c'è nulla da fare. Paura sul Ponte della Libertà, gli automobilisti di passaggio lanciano l'allarme, un ciclista sbanda e cade in acqua, l'uomo salvato dall'intervento dei vigili del fuoco. Torna il maltempo prima della nuova ondata di caldo intenso prevista per la prossima settimana. Domani allerta gialla decretata dalla Protezione Civile su tutto il Veneto. Picchia la moglie davanti ai figli minori, scatta il codice rosso, il marito, un quarantenne, finisce in carcere. Non era la prima volta. Il cantautore Alberto Fortis ai nostri microfoni parla delle nuove generazioni tra musica e sentimenti e ci racconta di quando scoprì un cantante, poi diventato famosissimo. Dopo il successo straordinario della Notte del Redentore, trasmessa in diretta su Antenna 3, stasera uno speciale con il meglio dei fuoghi, appuntamento alle 21. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, dunque la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con il dramma che si è consumato questa mattina al Parco Catene di Marghera, dove un uomo quarantenne si è accasciato mentre faceva jogging ed è morto. Sul posto la polizia e l'ambulanza. Per questo quarantenne non c'è stato nulla da fare. Alle 9:30 è andato a un Parco Catene a prendere i bimbi e ho visto un uomo giù. E dopo andare subito da lui, ho preso una bottiglia con acqua e buttato sopra per lui. Dopo vestiti è andato giù, fatto la core, massaggio, dopo è arrivato polizia. Prima ambulanza. A parlare è una delle persone che ha cercato di salvare il quarantenne colpito probabilmente da un malore fatale mentre faceva jogging al Parco Catene di Marghera. L'uomo si è accasciato lungo questo muro di pietre che separa il Parco Catene da via Trieste, poi sono arrivati i soccorsi. I medici hanno fatto il possibile, ma per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o altri elementi sospetti, quindi l'ipotesi più accreditata è quella che sia stato colto da un malore mentre correva al parco. Quando è stato trovato era in tenuta sportiva e non aveva con sé alcun documento di identità. E nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, si sono registrati momenti di paura lungo il Ponte della Libertà quando un ciclista ha sbandato in maniera autonoma finendo in acqua. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno portato in salvo per poi consegnarlo alle cure dei sanitari del SUEM 118 giunti sul posto. Violento scontro auto-moto sulla Triestina Musile di Piave, motociclista 38enne trevigiano ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. L'incidente ieri sera all'altezza del distributore Vega in direzione Treviso. L'uomo era in sella ad uno scooter e per causa ancora in corso di accertamento si è scontrato con un Audi con a bordo una famiglia del posto. Nell'urto il Centauro è stato sbalzato sull'asfalto, trasportato all'ospedale dell'Angelo, ha riportato varie lesioni. I medici si sono riservati la prognosi. Rimaniamo sulle strade del nord-est, del veneziano in particolare. È scattato il weekend, il fine settimana da bollino nero. Avete trovato traffico? No, un po' intorno al lago di Garda e basta. Da dove venite? Provincia di Brescia, Val Camonica. E dove andate? Belgrado. Da dove venite? Da Perugia. Avete trovato traffico? Abbiamo trovato sì dei punti in cui era molto trafficato a salire. E adesso dove state andando? A Sappada. Da dove venite? Milano. Com'è andata fino adesso? Per adesso benissimo, un pochino di traffico per un paio di incidenti, però poca roba, traffico scorrevole. Sembra meglio di quello che accade durante la settimana lungo la tangenziale. Molto meglio, non c'è paragone. Soprattutto si va verso una meta diversa, quindi... Dove andate? Andiamo in Croazia. Voci dall'esodo verso le vacanze all'area di servizio di Cessalto lungo la A4, con un traffico decisamente sostenuto come era del resto già previsto, fissando il bollino nero per questo fine settimana al volante.
Il primo di 5 bollini neri previsti per la stagione estiva, ma che stando ai dati di Autostrade Alto Adriatico registra un aumento del 7% dei transiti rispetto a un anno fa, con oltre 190.000 passaggi a fine giornata. In particolare alla Tisana aumentati del 24% verso le spiagge per un casello che si divide i transiti con Cessalto. Qua siamo praticamente a metà tra Jesolo e Caorle, quindi è strategica l'uscita. Tante volte gli stessi navigatori te la danno come alternativa quando c'è traffico dall'altra parte, quindi siamo intasati. In crescita di 17 punti i passaggi anche al casello di San Donà per un traffico che poi si è riversato sulla circolazione con questi risultati. Passando alla A28 Portogruaro Conegliano, registrati aumenti del 14% all'uscita di Cordignano, mentre in mattinata alla confluenza di Pianvedoia della A27 verso Cortina si sono formate lunghe code smaltite solo dopo le 13, quando molti si sono fermati per il pranzo. Uno spuntino di passaggio perché siete partiti da Torino, che ora? Sì, siamo partiti questa mattina intorno alle 7:30 e siamo in direzione Croazia e ci siamo fermati giusto per lo spuntino e il dovuto pasto. Avete trovato traffico? Qualche rallentamento, ma code no, per fortuna. E per evitare la congestione del traffico verso il confine sloveno, in azione nel tratto tra Palmanova e Villesse la safety car che ha deviato i veicoli verso Gorizia. Esodo da bollino rosso ma senza particolari disagi sulla rete gestita dalla CAV, che ha stimato per questo fine settimana tra i 670 e 690.000 veicoli in transito sulla rete Padova-Venezia, passante in tangenziale di Mestre e raccordo Marco Polo, peraltro in leggero calo rispetto allo scorso fine settimana. Infine traffico sostenuto per tutta la giornata anche lungo la Treviso Mare, dove è bastato anche un semplice tamponamento per creare subito lunghe code. E torna anche il maltempo prima della nuova ondata di caldo intenso prevista per la prossima settimana. Domani allerta gialla decretata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico da temporali e rovesci che localmente, specie tra prealpi, pianura e costa, potranno risultare anche intensi pure con forti raffiche di vento e locali grandinate. Torniamo alla cronaca, una terribile vicenda di violenza domestica. La picchiata davanti ai figli, tanto che ha dovuto farsi accompagnare in ospedale. Era già successo, ma stavolta la donna ha avuto la forza di denunciare tutto e così il 40enne violento è stato arrestato dai carabinieri di Eraclea per maltrattamenti, violenza, lesioni aggravate, percosse e trasferito nel carcere di Santa Maria Maggiore. A chiamare i militari era stata proprio lei, perché pochi istanti prima il marito, di origini straniere, l'aveva aggredita e colpita alla presenza dei figli minori. Nell'abitazione sono arrivati anche i medici del SUEM. Intanto, con una media di 10 casi al giorno, la Procura di Venezia ha deciso di rafforzare il dispositivo per il cosiddetto codice rosso. Un funzionario e 2 agenti di polizia giudiziaria saranno infatti incaricati di raccogliere e smistare i fascicoli che ogni settimana arrivano ai PM. In attesa della nomina dei 2 procuratori aggiunti che mancano, il nuovo sistema partirà da settembre e nel frattempo è stato individuato il funzionario che avrà il compito di coordinare il lavoro. Ci sono anche Bibione e Caorle tra le località prese di mira dai ladri arrestati dai carabinieri di Udine, che rubavano soprattutto oggetti a bordo di auto e furgoni. Mandavano in frantumi i vetri delle auto e dei furgoni parcheggiati per rubare tutto quello che trovavano all'interno. Colpi commessi in provincia di Udine, ma anche a Bibione e Caorle. A fermare le razzie i carabinieri, che hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato 5 persone. 2 sono in carcere, 2 hanno l'obbligo di dimora e 1 l'obbligo di presentazione alla polizia. Nel mirino dei malviventi anche un mezzo dei vigili del fuoco. L'operazione ha coinvolto, oltre ai carabinieri di Udine, anche il nucleo elicotteristi di Belluno e i reparti cinofili della Guardia di Finanza di Trieste e della Polizia Locale di Udine. I 5 arrestati sono cittadini italiani di origine Sinti, ritenuti responsabili di 14 furti compiuti in parcheggi, centri commerciali, ristoranti, parchi e aree di sosta. Tra i furti ricostruiti spicca quello dell'11 marzo ai danni di un mezzo in servizio dei Vigili del Fuoco in piazza Primo Maggio a Udine, rubato materiale per 30.000 euro, poi recuperato durante le indagini. Granchio blu, la situazione resta gravissima, ma ci sono delle importanti novità per il settore.
Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha firmato il decreto che riconosce anche per il 2025 il carattere di eccezionalità della diffusione del granchio blu, accogliendo la richiesta avanzata dalla Regione Veneto, una richiesta sostenuta con dati e rilievi tecnici che ora apre la possibilità di attivare il percorso degli indennizi, visto che in questo settore da anni si combatte contro una calamità senza precedenti. La diffusione del granchio blu continua a mettere in difficoltà il settore, con ripercussioni economiche e occupazionali enormi. Dall'inizio dell'emergenza il governo ha stanziato circa 30 milioni di euro, come ha spiegato il senatore De Carlo, componente della Commissione Produzione Agroalimentare, ospite di prima edizione. Oggi l'ultima delle notizie è quella che il Ministero ha decretato lo stato di calamità e quindi la possibilità di intervenire con ulteriori ristori a favore di quelle imprese che oggi sono colpite ancora dal granchio blu. A crescere potrebbe essere l'acquacoltura, allevamento di animali e vegetali come le alghe, che ha già superato la pesca nelle nostre acque. Noi oggi siamo in controtendenza, siamo riusciti a far capire all'Europa che anche i pescatori sono dei grandissimi bioregolatori e non solamente degli sfruttatori del mare, perché non è mai stato così, la pesca è sostenibile per diciamo così, definizione. Obbligatorio controllare continuamente la situazione e il proliferare del granchio blu, perché non comprometta anche questo nuovo settore. Per cui l'acquacoltura è una prospettiva, però anche per l'acquacoltura vanno create quelle condizioni per le quali i nostri acquacoltori riescono a sopravvivere. Il granchio blu è stata una di quelle questioni che ha minato fortemente questa, diciamo così, pratica, ma sulla quale siamo intervenuti. Intanto dal turismo e dal commercio arrivano segnali contrastanti, questo un bilancio di mezza estate. Il turismo tiene, ma i costi crescono più della capacità di spesa delle famiglie. L'estate 2026 si apre con segnali contrastanti per il commercio e la ristorazione nella provincia di Venezia. I dati della regione confermano un buon avvio di stagione, perché nel primo quadrimestre le presenze turistiche sono cresciute rispetto al 2025, un anno che già aveva segnato il record storico. Per Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea Mare il dato è incoraggiante, ma per il commercio pesa l'inflazione, salita a un livello che erode il potere d'acquisto e i margini di bar, ristoranti e negozi. Già alle prese con l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, la paura è per nuove chiusure. Per quanto riguarda il settore, soprattutto abbigliamento e accessoristica, la situazione è più difficile. Quindi noi chiediamo a tutti i sindaci del nostro entroterra di verificare dove è possibile intervenire per aiutare queste aziende. Gli affitti nella maggior parte dei casi sono fermi perché i proprietari stessi degli immobili si rendono conto perfettamente che più di tanto non si riesce ad aumentare. Però la parte della burocrazia diventa ormai costosa. Un clima di moderata fiducia, insomma, che però ancora non si traduce in vendite, che sono rimaste ferme al valore di maggio, dopo il più 0,8 di aprile. La gente sembra ultimamente un po' più ottimista, però non traduce questo in acquisti, perché i costi purtroppo sono aumentati, perché le materie prime sono aumentate tutte quante, i trasporti sono aumentati, quindi è il cane che si morde la coda, non riusciamo mai a raggiungere un punto che possa garantire sia il cliente, che purtroppo vede gli stipendi purtroppo non coerenti con la situazione economica del paese. C'è poi una sorta di appello alle istituzioni, perché facendo squadra tra comuni dell'entroterra ne avrebbero beneficio anche quelle del litorale. Un segnale interessante arriva dalla ricettività extra alberghiera, che nel 2025 cresce più di quella tradizionale nei centri minori: Musile di Piave, Noventa di Piave, Meolo, Quarto d'Altino, Torre di Mosto e Ceggia, con agriturismi, bed and breakfast e affittacamere che offrono un'alternativa alla costa, allungando la stagione turistica anche nell'entroterra. E si guarda all'andamento dei flussi delle presenze di luglio e agosto in laguna. Luglio sta mantenendo le premesse e le promesse e anche agosto, per tradizione il mese delle vacanze in Italia, offre buone prospettive in città. Negli alberghi a Venezia i dati sono con percentuali di occupazione molto alte,
C'è poi settembre, il mese dei grandi eventi, dalla mostra del cinema alla regata storica, e poi i primi di ottobre anche la finale del premio Campiello al Lido di Venezia, ma l'Associazione Veneziana Albergatori, presieduta da Antonio Vianello e con il direttore Daniele Minotto, punta molto anche sulla sicurezza. Vacanze belle e sicure per gli ospiti a Venezia. Ringraziamo il dottor Zuin, direttore generale dell'Ustre Serenissima, per aver rinnovato l'accordo con l'Associazione Veneziana Albergatori in materia di parere preventivo e sicurezza nelle strutture ricettive. La nostra città è oggetto di una continua approcciarsi di nuovi investitori nella città e bisogno di rinnovamento del nostro comparto. Quindi, come abbiamo già raccontato in molte occasioni, il passaggio sempre più verso le categorie più prestigiose dei 4 e dei 5 Stelle. Un confronto aperto delle associazioni di categoria con tutte le altre realtà cittadine. Studi di fattibilità corretti, un tavolo di confronto che permette di governare il nostro settore anche dal punto di vista della corretta applicazione delle normative, specie quando abbiamo investitori molto spesso che sono stranieri, che non sono neppure legati al nostro territorio, e quindi molto spesso anche i tecnici non hanno chiara qual è la particolarità di una città antica come Venezia, una città che è sull'acqua. Si è innescato, grazie alla collaborazione con l'Ustre Serenissima, nel rinnovamento un percorso virtuoso. Sicurezza per i nostri lavoratori, sicurezza per i nostri ospiti e sicurezza per i cittadini di Venezia, perché sicuramente la nostra presenza è sempre più importante in città e quindi sicuramente andiamo ad impattare anche per quanto riguarda gli effetti della sicurezza nelle strutture ricettive. Restiamo a Venezia, dove parla il direttore della mostra del cinema Barbera. C'è grande amarezza ma nessuna preoccupazione per il futuro. Il taglio della Commissione Europea alla Biennale di Venezia per la presenza del padiglione russo all'esposizione internazionale della Biennale d'Arte andrà a colpire proprio il cinema con 2 milioni. Il direttore della mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia parla per la prima volta su questo spinoso argomento con pacatezza, saggezza e la grande sensibilità culturale e umana che lo caratterizza. Spiega bene cosa ne pensa. Non ci sarà alcun tipo di impatto sulle attività della mostra del cinema. I 2 milioni sono per le attività di Venice Production Bridge e di Biennale College, spalmati su 3 anni, quindi sono meno di 700.000 euro all'anno, che sono coperti comunque da risorse proprie della Biennale, quindi non ci sarà nessuna riduzione di attività di nessun tipo, rispetto a una scelta priva di fondamenti giuridici e incomprensibile da parte della Comunità Europea, che colpisce peraltro la mostra del cinema a seguito di una polemica che ha riguardato Biennale Arte. Poi un suo pensiero sul presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, baluardo coerente di indipendenza culturale. Buttafuoco è una persona che ha mantenuto la posizione senza cedere di 1 millimetro nel rispetto dei principi fondamentali della libertà di espressione, del mandato della Biennale, che è quello di essere uno spazio autonomo, non sottoposto alle regole della politica, di discussione e di confronto, e disponibile ad accogliere tutti gli artisti del mondo che abbiano voglia di confrontarsi. Chiusura con uno sguardo sul cinema italiano. Vedremo le conseguenze di questa nuova legge sul tax credit, che probabilmente servirà a smaltire, a sfrondare un po' di titoli. I film sono tantissimi, non tutti sono di qualità come dire adeguata, però ci sono anche moltissimi buoni film e soprattutto di giovani autori che promettono bene per il futuro. Dal cinema alla musica, la musica italiana con il cantautore piemontese Alberto Fortis, che parla ai nostri microfoni, parla soprattutto delle nuove generazioni. Fortis, tra musica e sentimenti, e ci racconta di quando scoprì un cantante della nuova generazione che è diventato recentemente famosissimo. Vincenzo, io ti sparerò. Sei troppo ladro per capire. Nel mezzo
mezzo del tour estivo che sta portando in giro per l'Italia, Alberto Fortis, che ha fatto tappa al Marghera Estate, in una lunga intervista ha affrontato anche il delicato tema del modo di vivere i sentimenti delle nuove generazioni. Le nuove generazioni belle, pregne di bellissime intenzioni e azioni che fanno, c'è una percentuale altissima di questa bellezza. Io lo vedo negli incontri che facciamo negli Atenei, recentemente la Statale a Milano, lo Yulm, e scoprire la bellezza di queste persone con cui si parla e ci si scambia generazionalmente delle impressioni dall'opera, quindi dalla Turandot, per dire che è una delle mie preferite, ai trapper e rapper nostrani anche oltreoceano. Ricordo i nomi che sono usciti, che piacevano un po' a tutti: Childish Gambino, Post Malone, Kendrick Lamar, quindi c'è tantissima bellezza, tantissima voglia di qualità, e quindi l'appello che io, come tante persone, fanno oggi è proprio di cercare di nutrire molto di più questa bella fascia generazionale, perché è la nostra responsabilità, loro sono il nostro imminente futuro. Per il cantautore piemontese ogni stile musicale è degno di stima se ha un valore da trasmettere, e ci racconta di quando aveva già capito quale sarebbe stato il destino di un giovane cantante al tempo sconosciuto ai più. Per quanto riguarda il patrimonio di casa nostra, io faccio questo esempio. Poco più di 3 anni fa c'era questo giovane esordiente sconosciuto ai più che mi ha aperto un paio di concerti, e quando nelle interviste mi chiedevano chi vedeva all'orizzonte, io dicevo il suo nome e pochi lo conoscevano. Questo artista si chiama Lucio Corsi. Guardate che meraviglia di itinerario ha fatto, un giovane artista che certo aveva già la sua esperienza, ma appunto giovane anche come conoscenza al grosso pubblico, che è riuscito a creare il ponte dalle radici della bella musica pop e non soltanto, e l'attualità. È su questo che bisogna assolutamente insistere. In ultima battuta vi ricordo un appuntamento che ci riguarda, perché torna questa sera lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in bacino di San Marco, torna su Antenna 3 la festa sulle barche e lungo le rive. Tutto il meglio della notte del Redentore. Dopo il grande successo di sabato scorso e la diretta record di ascolti su Antenna 3, torna a grande richiesta sulla nostra emittente stasera alle 21 con uno speciale che ne ripercorrerà i momenti più belli, più suggestivi. Grazie alle immagini e alle voci raccolte dai nostri inviati rivivremo un evento che ha portato a Venezia oltre 100.000 persone e tenuto incollati 550.000 telespettatori davanti alla televisione. Emozioni, tradizione, festa con il meglio della notte famosissima questa sera dunque alle 21 su Antenna 3. È tutto davvero per l'edizione di Venezia, grazie per l'attenzione. Subito dopo la sigla c'è il meteo.